Radio Spazio, la voce dal Friul, a presente Gialle Copasse. Ideis a confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dei Ros. Un saluto a tutti, ben arrivati al Gialle Copasse. Un bel po' di tempo in lavoro, un cantautore, che non era un cantautore, perché era anche un intellettuale, che si chiamava Giorgio Gaber, aveva fatto delle canzoni, una pure famose, che si chiama Io non mi sento italiano. Allora, se vuoi al di gli italiani oppure di un'altra nazionalità o di un altro stato, se vuoi al di e per qual motivo non sentirsi italiani piuttosto che altri robis. Queste sono questioni che l'ha sollevato un sindaco della provincia di Udine, che ha adoprato queste frasi proprio su Facebook e le reazioni sono mangiate anche naturalmente le polemiche, oltre che anche le posizioni di solidarietà. Queste frasi ha adoprato il sindaco di Stregne, che è un piccolo comune talivaladi da Natison, che non arriva anche a 400 animi, che si chiama appunto Stregne, e il sindaco si chiama Luca Postregna, alla 30 anni, alle giovani. Vi ho detto se queste battute la dite per inesperienze per alle giovani, oppure se investite alla buona di buone motivazioni, una buone fonde tal di chist. Mi sa me che queste battute lavoro a vedi proprio dai riferimenti, ecco, che si prestino a fare una bella discussione. Allora, perché allora che intanto è invitato il sindaco stesso nei suoi studi, Luca Postregna, che lo saluta e lo ringrazia di essere venuto qui. Buongiorno, ringrazio Federico Rossi e Radio Spazio 103 per questa ospitalità, insomma. E per fare la nostra partita di discorsi è invitato un altro ospite, che è il professor George Hughes, che è un autonomista furlan, ma in particolare un gran conoscitore proprio di queste questioni. E dopo vi daremo anche naturalmente di approfondire. Però intanto vorrei cominciare con una particolarità, perché lui è il sindaco di Po, che sono 2 o 3 settimane che è stato nominato sindaco, dai 17 dicembre. E è passato per via di una sentenza d'altare in cui lui aveva fatto ricorso. Mi piacerebbe che non sconti queste vicende che hanno una voce di particolarità, che nascono i risultati elettorali dalle selezioni che sono stati fatti dal vostro comune ai 5 di maggio dell'anno passato. Sì, come ho detto bene, mi sono candidato insieme a 2 liste che mi sostenevano alle elezioni del 25 maggio. Astregna è una comunità, anche se molto piccola, però dove ci siamo confrontati anche in maniera piuttosto aperta, anche magari abbiamo fatto parlare di noi anche in passato, anche per una questione legata alla tutela ambientale. Il 25 maggio qual era questa questione ambientale? C'era l'amministrazione precedente che voleva rendere edificabili circa 190 ettari di territorio, sempre per fini agricoli. Comunque diciamo sulla scia di quella cosa lì io mi sono esposto, poi ho cercato la collaborazione dell'allora lui era consigliere comunale di minoranze. Io non facevo parte del consiglio comunale allora e sono stato consigliere due legislature fa, poi sono uscito fuori e poi diciamo sono rientrato perché comunque al di là di quelle che sono le classiche beghe delle varie del Natisone, quando ho visto che c'era qualcuno che stava cercando di mettere mano a quello che abbiamo più caro secondo me, che è il nostro territorio, allora ho detto forse è il momento di mettere un freno. Allora lui è entrato in tall'amministrazione comunale un'evore adore, un'evore giovane. Sì, abbastanza. Tu sei in Svevia? Penso che avevo 18-19 anni. Oggi non fai, sì, c'è proprio la passione. Beh, diciamo che probabilmente era una passione anche un po' di famiglia. Nella mia famiglia, diciamo, ci sono sempre stati presenti amministratori a livello comunale. Anche se nessuno fino a questo momento diciamo ha coperto la carica di primo cittadino. Comunque allora, tornando alle elezioni dell'anno passato, quello che è successo è che come ha detto lei ci sono poco meno di 400 abitanti, abbiamo avuto circa poco meno di 150 votanti, okay, su 2 sezioni elettorali e anche grazie insomma a questo cioè anche a causa diciamo di questo numero così basso
le differenze di consenso tra i due sindaci, io, Luca Postregna e Mauro Veneto, l'uscente, è stata solo di un voto a favore appunto del sindaco uscente. Lui che è Mauro Veneto, è diventato sindaco per un voto. Esatto, questo qui il 26 maggio, il 27 maggio, quando è stato proclamato. E in tal caso invece per un punto Martin perse la coppa. Esatto. Poi cosa è successo? Insomma, abbiamo valutato. E lui l'ha fatto ricorso. Io ho fatto ricorso. Sì. Io ho fatto ricorso. Sì, i due da lui. Sì. Sì, io ho fatto ricorso, sono entrato in contatto, diciamo, con alcuni membri dell'ufficio elettorale di sezione, dove abbiamo cercato di analizzare quelle che erano le possibili incongruenze, che poi sono state confermate dal TAR, che ha riconosciuto appunto in una scheda elettorale un segno di riconoscimento. Poi erano 121 a 120, il TAR ha nominato il pareggio. Un'altra grandissima è stata abrogate une schede e sì, è stata annullata una scheda al mio contendente, i due candidati sono chiamati con 120 schede. Esatto. Ma chi sponde gli sinta in tal pareggio c'è mai lui al passe sindaco? Perché devo dire la verità, devo ringraziare la riforma di dicembre 2013, quando con la nuova riforma che regolava i processi elettorali dei comuni, è stata introdotta una norma dove veniva, in caso di parità, veniva eletto il sindaco più giovane. Io ho 30 anni, il mio contendente penso che sia sulla cinquantina, poco più, insomma siede ora in Però è vero anche che Mauro Veneto, che è stato sindaco fino ai 17 o ai 16 di dicembre, come a sua volta ha fatto un ricorso in Cassazione. No, in Cassazione, ma in Consiglio di Stato. Sia al Consiglio di Stato, perché in tal settore amministrativo. Il deposito in Consiglio di Stato è avvenuto il 5 di gennaio. E come fare indivio di ciò che succederà? Sì, guarda, diciamo proprio in questo momento, anche se sono in contatto con i miei collaboratori che mi stanno più o meno, ci stiamo studiando come muoverci anche noi eventualmente. Comunque, diciamo, rispetto ai tempi, quello che più o meno il comune sentire dice che entro 3-5 mesi avremo notizia circa la data della sentenza, e indicativamente verso fine anno dovremmo chiudere anche questa questione. Intanto lui fa il sindaco per un anno che la sicura. Esatto, e dopo si viola. Esatto. Io lui ho chiamato perché altre questioni, no? Per capire per quali motivi che lui non si sente italiano, no? Una dichiarazione che lui l'ha fatta a livello ufficiale, però ufficiale, insomma, mi sembra dire un po' troppo. Dopo non spieghi un po' io considero che va su Facebook, in ogni caso fa una dichiarazione pubblica di sì. Sì, è chiaro che non l'ha fatta come sindaco con la fascia tricolore, no? In un momento istituzionale, però mi piacerebbe sia il discorso che vi fatto fin come anche per capire la realtà di queste piccole comunità che vuoi lui alle primi sindaci, primi cittadini, quali sono i problemi che la vostra popolazione sta vivendo in questo momento, e lui con il suo programma quali soluzioni strategiche pensi al di là? Siamo poche persone a Stregna, e parlo anche comunque penso a nome delle varie del Natisone, però ci sono tanti piccoli problemi e anche tanti grandi problemi. Se devo guardare quelli che ho dovuto affrontare da quando sono entrato nel mio municipio, abbiamo grandissimi problemi di personale all'interno del comune. Di fatto il nostro personale, la nostra pianta organica è ridotta ai minimi, si tratta di poche unità di persone, di dipendenti. Quello che è successo è che quest'autunno, quando ancora io non ero sindaco, è andata in pensione una dipendente, e ci siamo trovati scoperti una posizione di ragioneria. Senza la ragioneria non si riesce a fare niente. Sì. Intanto i saluti i frus che vengono qui, che voi sono venuti in visita di Radio Spazio, sono i frus di Cesquelle, Cristian.
Si può domandare, non saudisi dopo i profitti di Saudaio, sta arrivando chi tiene questi studi, anche il professor George Hughes che vuole lo sting, sì, lo vin come esperto, ecco, di questioni collegate al sintis italians o manco. Lui che si chiama appunto a stregne, lui che i Valadis che hanno una tradizione, una base culturale etniche slave o slovene. Lui ha un'identità ugnule, doppie, triple, Ma io prima di tutto mi sento cittadino di Stregna delle Valli del Natisone, no? Purtroppo nelle Valli del Natisone in questo momento dal punto di vista identitario si stanno delineando due posizioni principali. La prima è quella delle persone che si riconoscono nell'applicazione della legge 38 di tutela della minoranza linguistica slovena, e invece la seconda è quella che diciamo che riconoscono una loro autonomia ma che di fatto rifiutano l'aggettivo sloveno. Io onestamente ho scelto di mettermi in mezzo tra queste persone, perché comunque credo che solamente collaborando tra queste due posizioni riusciremo a cercare di fare del bene per la nostra comunità, e cercando anche di migliorare appunto le possibilità economiche che possiamo portare avanti. E lui conosce il dialetto dagli Valadis e la lingua slovena? Io diciamo che non sono un attento conoscitore della lingua che si parla nelle nostre vallate, anche se nel mio nucleo familiare ci sono i miei genitori che parlano continuamente nel dialetto sloveno locale. Loro con me hanno sempre parlato comunque in italiano, anche forse a causa di questo tema qui io non ho avuto la possibilità di imparare. Poi diciamo che chi è un fenomeno a volte generalizzato, anche perché all'interno altri lingue minoritari si anche alla lingua furlana, che i genitori acciaccaravano e magari così non chiamano acciaccare in partaliano, qui forse anche loro fra di loro magari acciaccare il furlan. E la popolazione dal comune di Stregne para poi parte a chiacchiare per sloveno. Ma allora nell'ambito familiare è molto diffuso ancora l'utilizzo del dialetto, no? Nell'ambito diciamo subito fuori, anche nelle osterie tutto sommato è molto diffuso, soprattutto nelle persone avanti con l'età. Nei giovani diciamo si riscontra di più l'utilizzo, anche vedo tra i miei coetanei, tra i miei conoscenti, tra i miei amici, è particolarmente in uso l'utilizzo del dialetto sloveno tra i ragazzi che hanno avuto la possibilità comunque di frequentare la scuola bilingue, no? Di San Pietro Natisone. Con le conoscenze, con questi stimoli, magari la sensibilità dei genitori di indirizzarli in queste direzioni hanno sicuramente aiutato loro ad apprendere questa lingua. Allora veniva questa affermazione forte di carattere personale che lui l'ha fatta, no? Rispetto anche una sua identità, una sua appartenenza, no? Allora dite, dopo appunto parafrasando la famosa frase di Gaber, io non mi sento italiano. Vi spiegate il contesto, no? Il riferimento esatto. Che lui aveva in tal di che lui non si sente diciamo che pure che il riferimento, cioè il contesto l'abbiamo spiegato, no? C'è questa contrapposizione nelle persone delle Valli del Natisone tra chi si riconosce nella legge di tutela, nella legge 38 di tutela e chi no, ok? Ovviamente questi temi qui soprattutto dall'area di centrodestra vengono continuamente strumentalizzati. Ma è la questione della bandiera slovene esatto, ma quello lì è stato solo il penultimo attacco che tutta la comunità delle Valli del Natisone ha subito negli ultimi anni. L'ultimo credo posso affermare di averlo subito io, insomma io ci sono da 5 giorni adesso sul Messaggero Veneto, piuttosto che sul Primoschi, piuttosto che sul Gazzettino, su delle polemiche che insomma stanno portando avanti. Comunque cioè, nel senso non è solo il caso della bandiera slovena sul Matajur, tra l'altro messa su un edificio privato da un'associazione che magari in quel momento lì aveva come ospiti dei visitatori sloveni e magari l'hanno fatto nei loro confronti, cioè delle polemiche che il consigliere regionale Novelli, che se non sbaglio avremo anche ospite telefonico, lo sintarin dopo al telefono, esatto, magari ha fatto anche in passato
diciamo non solo il consigliere comunque Novelli, anche ha fatto delle esternazioni in merito al museo multimediale di San Pietro Natisone, Cale è un spettacolo. La ringrazio. Oppure ci sono state delle affermazioni nei confronti dell'asilo trasfrontaliero che si stava cercando di costruire nel comune di Pulfero. Purtroppo c'è una parte politica che ostacola tutto queste collaborazioni. Ma lui Parceno si sente italiano? Ma la mia è stata una provocazione, una controprovocazione. Nel momento in cui stavo leggendo questo ultimo articolo del consigliere regionale Novelli, non so se su qualche giornale, se non sbaglio sul Friuli, devo dire la verità, su internet, mi è venuta in mente questa bellissima canzone di Giorgio Gaber che credo che da chi conosce Gaber e lo stile del suo è considerata assolutamente come un inno all'italianità. Voglio ricordare che le ultime parole, se le prime parole è vero sono io non mi sento italiano, ma le ultime sono ma per fortuna lo sono. No? Mm-hmm. Allora domandare come al professor Giorgius un commento, no, a margine di zin rispetto a ciò che Luca Postregna Calvier su una serie di questioni. Bon, intanto dobar dan, gospod župan iz općine Strenje, no? Strenje. Bon, ecco, sì, io non è un sloven proprio, alle nome alche, insomma, no? Buondì, Federico. Sì. Allora, no, a me, che si polemichi sca, sotto un certo punto di vista mi fa anche voi direi di, no? Ma dimostra la malafede. Ho tornato in daur di 50 anni al manco, no? Ai teams dal Tito Isim e compagnie bielle, no? Perché sono robe incredibili, no? Allora, intanto bisogna riguardare una roba, no? Che la legge che ha citato il signor Sindic, no? E riguarda propriamente la comunità di lingue slovene di questa regione Postice e Bastarde, audizione, no? Di Sorenon, Friuli, Venezia Giulia. Bon. Allora, ma anche la legge 482 dal 1999, no? Che riconosce la comunità slovena come che furlane per limitarsi in questa regione come che tedesche. Però ho saputo che la discriminazione è forte. No, perché basterebbe non pensare anche alla questione dei base per mantenere la lingua e la cultura rispettivamente slovene, furlane e tedesche, che le hanno scurtate di brutto, no? i base che danno. Lei è citata sul Messaggero Veneto, no? Di Chia 3D, lei una lettera dal dottor Ferruccio Clavora che insomma noi è proprio masse clare secondo me, no? Ma Ducas a riporte certi concetti che varessero di sé ormai chiari, no? Allora, no, a proposito, il rispunta l'ex direttore, no, Sergio Gervasutti, durà che per esempio al dice che sì, è vero, perché la Slovenia è da Bez, no, per mantenere le strutture culturali delle comunità slovene di qua, no? E con questo ci vuole dire. Perché l'Italia non dà Bez e Bezzons alla comunità di lingue slovene, di lingue italiane, delle repubbliche slovene, delle repubbliche croate e anche a Flum, eccetera, sì. Noi magari anche in Dalmazia, e che lì sono Bez che dà il Stato attraverso una partita di giro con l'Università Popolare di Trieste, no? Mm-hmm. E con di più anche la nostra regione da Bez di là. Allora, che là sono cittadini sloveni e rispettivamente cittadini croati, no? Quindi già lì è una roba, no, che non quadra, no? Allora, di là sì, per italiani. Sì. A noi così cittadini di queste repubbliche mal combinate, no? No. Sì, su chi è stata clara. Io vorrei domandare anche a lui se lui si sente italiano o no. No, io lo dico chiaramente, non mi sento italiano. E perché? Perché la mia formazione, la mia mentalità, i miei principi che mi hanno insegnato in famiglia non corrispondono a quel che è questa Repubblica Italiana, semplicemente questo. Io ho tutto il rispetto, oltretutto non stiamo a dismentire anche in questa regione esiste anche una comunità di lingue italiane.
ma propriamente i favelli in dialetto di tipo proto-venet, no? Per esempio a Maran e a Grao, come anche dialetti trevisansi in sostanza dal Friuli occidentale, no? Basta pensare a Sacil, a Bruniere e compagnie biele. Però che lì è int che fa parte delle nostre realtà storiche. Per esempio a Sacil, magari non a Pordenone, ma a Sacil, che è l'ultimo baluarte dei padri del Friuli, no? E dicono, noi altri sastilotti siamo furlani. Va bene? Ecco. Non sai se lui, chi discorso sta facendo, anche ti incontra una differenza, no? di categorizzazione dalle robis, che in altri stati plurilingai, no? Plurietnici, avevano fatto la distinzione fra che è l'estate e che è la nazione, per la quale uno dice io non sono italiano, nel senso che non sono di nazionalità o di cultura italiane, perché metti sui furlani, anche se sono cittadini italiani, ma anche per ritenere cittadini italiani è chiaro di fare riferimento a un stato di valori positivi e mi dissoci dalle mafie, dalle corruzioni e tutto il resto che diventa il simbolo di un stato. Allora c'è la mano di una parola al sindaco di Stregni. Io credo che l'approccio più corretto sia quello della nostra Costituzione, che tutela le minoranze linguistiche. Se la Costituzione voleva tutelare le minoranze nazionali l'avrebbe scritto chiaramente. Professore anche che lì la differenza che fa in tanti svolti tra minoranze nazionali che sarebbe che da ur e ha un stato sovrano più o meno e una minoranze linguistiche che ha giustamente sul dettato costituzionale. Allora io mi sento non una minoranze neanche linguistiche neanche nazionali, semplicemente mi sento di appartenere alla patria del Friuli. Io sono furlan e di conseguenza per me il mio punto di riferimento alla mia nazione alle Friuli. Però gli ascoltatori che all'intin per nazione. Ecco, allora no, per esempio c'è una differenza tra cittadinanza e nazionalità, perché che la cittadinanza è un status giuridico. Un al possei, so io, un arabo che è diventato cittadino italiano, ma di nazionalità non si può dire che è italiano, è arabo. No, è così, poi fai discorsi, no? Il problema è che in Italia no, è un'equiparazione, no? Da Stato con Stato al considerato nazionale. Sì, ma come sono tanti anni che ha modificato, mettevi in nazionalità, metti sui passaporti, sulla certa identità, come metti in cittadinanza. Il cittadinanza è da citoyen, no? Dal francese, no? Quindi è tradizione piuttosto antiche, insomma, non è tanta, ma insomma. Però no, è interessante questo, no? Che tradizione metin tedesche, Volksgruppe, è il popolo che aveva una certa lingua, ha una sua cultura e compagnie. Per dire l'appartenenza al Staat, è Staatsangehörigkeit, venga stai appartenenza al Staat. In Svizzera magari dicono Staatsbürgerschaft, sempre per la parte tedesca, quindi sono maniere differenti ma io credo che sia facile di constatare che un calparte una sua cultura particolare, d'altre bande metti la lingua furlane come il ladin des Dolomitis e il romanzo del Canton Grison sono stati alle state stabilite, sono ridotte dal professor grazie a Dio Isaia Ascoli, no? Furlan ebreo di Gurizze, eccetera, che ha stabilito, ha dimostrato la parentata stretta di questi popoli e la loro indipendenza dal sistema idiomatico italiano. Quindi, no, che dopo alle sedi, a me mi è capitato proprio in Svizzera, che avevi trattato dai soldati ticinesi, io ho fatto tutto un discorso, ma voi vi sentite, sì, voi parlate in italiano, parlate dialetti lombardi alpini, eccetera, eccetera, eccetera. Hai fatto tutto, ma io sapevo già la risposta. E come finalità, non vi sembra che sarebbe un fatto abbastanza naturale che il Canton Ticino facesse parte dell'Italia o quantomeno della Lombardia? Mi hanno fermata a colpa, mi hanno detto no, signor maestro, noi siamo svizzeri.
Sì, claro. Allora, noi come vindi fermarsi perché vindi da spazi alle notizie in corte e un momento di pubblicità e anche alle previsioni dal team. Dopo torniamo in diretta e viaggiamo il fil diretto anche per i nostri ascoltatori. Gialle Copasse, seconda parte. I sindici in diretta in studio con noi viene il sindaco di Stregna, Luca Postregna, che lo ha invitato, è un giovane di 30 anni, sindaco di qualche settimana, per via di un'affermazione pubblica che l'ha fatta: io non mi sento italiano. Le reazioni non hanno tardato a farsi sentire. Insieme con noi viene sempre il professor George Hughes, se vi vuoi di intervenire, e potete partecipare al dibattito, facendo il numero di Radio Spazio che è 51 26 61, col prefisso dal 0432. Signor Sindic, ma lei vota anche dalle solidarietà da bande, non so, di qualche sindic, di qualche politico, di qualche personaggio di cultura? Sì, ovviamente. Devo essere sincero che forse quello che fino in questo momento, diciamo, oltre da molte persone ho ricevuto solidarietà, da molti anche italianissimi ho ricevuto, che mi conoscono, ho ricevuto solidarietà, perché comunque era chiaro la strumentalizzazione mediatica che era stata costruita su questa frase. Mi ha fatto molto piacere ricevere la solidarietà di Ezio Gosniak, perché tra l'altro ha speso forse le parole più precise fino adesso sul DOM, quando appunto ha provato a spiegare il significato della canzone di Gabber, no? Dove appunto spiegava il chiaro inno all'italianità, e questo mi ha fatto molto piacere, perché credo che solamente con gli approfondimenti culturali riusciremo a superare queste differenze, insomma, che ci caratterizzano. E come va di sentire una delle voci che hanno contestato il senso di queste affermazioni in linea politica, che è Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, per altri alle anche di civiltà e di questi territori. Consigliere Novelli, buongiorno. Buondì. Allora lui non si interessa di anche con la provocazione di Gaber, non si interessa di io non mi sento italiano, c'è l'anno che c'è va in davanti l'Italia. Ma guardi, a volte dei concetti o delle idee che sono complesse si possono esprimere volutamente con delle semplificazioni. Allora, la semplificazione che io vedo e il messaggio che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, si è voluto dare con quel post, sta tutta nel titolo. Il titolo è un titolo chiaro, al di là degli approfondimenti culturali sul significato della canzone. Io credo, come ripeto molti altri, che il messaggio che il sindaco Postregna ha voluto dare era tutto racchiuso nel simbolo del titolo. Io non mi sento italiano. Sì, ma lui c'è molto, scusi, stanno dice che è una roba complessa, c'è molto decodificare lui proprio di queste espressioni dal sindaco, c'è molto la interpretare. Io l'ho interpretata nel modo più semplice e più comprensibile. Un sindaco della Repubblica Italiana che ha giurato alla Repubblica e alla Costituzione dichiara, attraverso un titolo che ovviamente è utilizzato come un elemento simbolico, che lui non si sente italiano. A questo punto mi domando e mi dico se un sindaco non avrebbe potuto utilizzare altri strumenti e altre canzoni, o meglio altri titoli, per esprimere un concetto che adesso sta cercando di modificare, perché si è reso conto che indubbiamente forse ha ecceduto. Vinchi il sindaco, no? Luca Postregna, dunque ecco, l'hai fatto un po' sirocata, hai fatto retromarcia come si dice Spartalian, o c'è un po' di cuviergi ma io onestamente non ho cercato di fare retromarcia, ho cercato, diciamo che in questo momento qui ho lasciato la destra sfogarsi sui giornali, ma ovviamente riprenderemo in mano la questione
prima di tutto in consiglio comunale, perché comunque sarà lì è quello lì lo strumento che è più proprio, insomma, per rispondere a queste provocazioni. Quello che io posso dire a chi ha sollevato questa campagna mediatica è che trovo altamente scorretto utilizzare le carenze culturali delle popolazioni, soprattutto delle varie del Natisone, dove sappiamo che magari le persone più anziane non hanno elevati livelli di istruzione, per cercare di mantenere vive e costruire consenso su questo genere di polemiche. Un'altra cosa volevo dire al consigliere Novelli, no? Lo scorso dicembre era una domenica, mi ricordo, pomeriggio, stavo ascoltando un'assemblea del PD e c'era l'intervento di Piero Fassino, e ha fatto un bellissimo intervento che è stato, insomma, richiamato da diverse persone. Fassino ha fatto questa riflessione: incominciamo le nostre assemblee da sempre con l'inno di Mameli, da molti anni con l'inno di Mameli, alle nostre manifestazioni sventola la bandiera italiana. Questi qua sono simboli che in passato sono appartenuti a una rappresentanza politica che ci apparteneva, e Fassino ha detto forse è arrivato il momento di un cambiamento. Mm-hmm. Chi lo ha detto Piero Fassino, no? Io penso che Roberto Novelli non aderissi a queste posizioni. Ma lo trovo, guardi, talmente paradossale quello che è accaduto che non posso far altro che confermare che la retromarcia che il sindaco Costregna sta facendo su quel post, dal mio punto di vista estremamente chiaro ed estremamente grave, non ha bisogno di altri commenti. Il fatto che in qualche modo questo processo, che è durato decenni da parte di una certa parte politica, anche nel tentare di screditare l'alto valore simbolico della bandiera italiana, si è in qualche modo rimaterializzato con le dichiarazioni ovviamente fatte sui social del sindaco Costregna. La cosa, dal mio punto di vista, ma ripeto, non solo dal mio punto di vista, è grave, e fa piacere davvero che ci sia questa retromarcia e questo tentativo di decodificare in modo ovviamente contrario a quel titolo quello che indubbiamente si voleva dire con quel post. Mm-hmm. Prendo atto che il sindaco Costregna considera parte degli abitanti delle valli del Natisone persone che hanno carenze culturali, per sua voce, l'ha detto lui adesso, e scarsi livelli di istruzione che possono essere sfruttati da forze retrive come quelle di destra per creare consenso. Mi sembra l'ennesima sciocchezza e come tale non voglio andare oltre nel commentarla. Non sto in commentare, però il sindaco diceva che di chi si chiacchiererà anche dal Consiglio Comunale chi fa reis. Lei magari già avuto un'interrogazione da parte della minoranza? Sì, la minoranza mi ha chiesto di convocare il Consiglio Comunale in urgenza, dove c'è la minoranza che chiede le mie dimissioni e mi chiede di chiarimenti in merito delle mie dichiarazioni, tra cui questa e un'altra dichiarazione che è stata riportata sul Gazzettino di domenica, se non sbaglio. Anche il Consiglio regionale Novelli ha fatto un'interrogazione, no? Interessata alla Serracchiani. Certo, io con le premesse che in qualche modo ricalcano quello che sinteticamente ho detto, nel dispositivo sostanzialmente interrogo la Presidente della Regione affinché si attivi e sensibilizzi, sottolineo, sensibilizzi sia i gestori del rifugio DOM che hanno esposto in modo lecito, sia ben chiaro, ma ripeto, qui c'è un valore simbolico che va oltre quello che può essere così analizzato in modo superficiale. Hanno esposto solo la bandiera slovena in territorio italiano e io credo che una sensibilità e una non volontà di creare attriti avrebbe dovuto far sì che insieme alla bandiera slovena, se ci tengono ad esporla lo possono fare, fosse esposta almeno anche la bandiera italiana e sarebbe stato meglio anche la bandiera slovena.
e quindi chiedo che la Presidente sensibilizzi i gestori del rifugio Tom e il sindaco di Stregna a una più attenta osservanza del territorio dove sono presenti e dove sono stati eletti, evitando provocazioni che ingenerano proprio l'effetto contrario del ritenuto e opportuno. È un territorio particolare, un territorio in cui insistono delle popolazioni che hanno dei sentimenti molto forti, che hanno dei radicamenti storico e culturali molto forti e che in qualche modo sono messi in discussione da una minoranza nazionale slovena che in questi anni sta cercando un po' di sgretolare questo substrato culturale, storico e anche linguistico, sostituendolo con qualcosa d'altro. Io credo che sarebbe arrivato il momento di certamente non mettere il bavaglio alla minoranza slovena, ci mancherebbe altro, ma di consentire anche una migliore e maggiore possibilità di esprimersi e di lavorare anche alla stragrande maggioranza della popolazione, e questo è legato anche al problema ovviamente delle risorse, che una certa parte ha in abbondanza e un'altra parte invece non ha, aggiungo, nemmeno l'acqua per bere in termini ovviamente culturali. Mi piacerebbe sentire a riguardo di queste affermazioni dal Consiglio regionale Novelli, c'è che pensa il nostro esperto in studi, che è il professor Giorgius. Anche questa questione di una bandiere foreste che si mette in tal territorio italiano. Sì, intanto bisogna dire una roba che dappertutto si può dire, al manco Cadinò, ma non in Friuli, in Italia, lì che sono supermarchiati e compagnie bielle, hanno un gruppo di bandiere, e la bandiera italiana, ma anche che austriache, tedesche, magari anche americane e via discorrente, e nessuno si volta in daur. Non capisco perché non può essere anche la bandiera slovena, tanto che la Slovenia fa parte dell'Unione Europea e ha firmato anche il trattato di Schengen, per la quale si può là dentro e fuori dall'Italia alla Slovenia senza nessun problema. No, quindi una e che robe lì. Ma è il concetto di nazionalità che non è tan chiaro. Io mi penso che anche un po' di anni fa avevi mandato una lettera al Corriere della Sera che non l'abbiamo pubblicata, che ben si intende, dove era la polemica di un atleta sul tirolese, no, Plankensteiner mi pare, no? Che non sapeva l'inno nazionale, italiano, eccetera. Allora io aveva di tornare la medaglia, così. L'articolo che era fatto di Luigi Offeddu, che è un giornalista che l'è conosciuto, no? Alla dite che rinnega i principi, la nazione, eccetera, eccetera, e diceva che questo Plankensteiner, no, è di nazionalità italiana e di nascita altoatesina, robis di ridi, semplicemente. Sì. No? Ecco. E allora, no, sì, quindi ho detto anche che robe lì, no? Per me è una roba normalissima che si mette in fuori le bandiere, no? Perché non mettono fuori le bandiere dai stati che sono d'ogni di no? No? A scominciare di che? Sì. Una roba normalissima. È chiaro che chi fra il Consiglio regionale Novelli e la vostra posizione, no, io dico che sono due riferimenti forti di tipo culturale, no, e anche politica che sono tante differenze, sono tante distanze. Alle clare, scusa Federico, io resto di nome una roba, no? Io quando voi in Carinzia mi sento a chiesa, quando voi in Slovenia mi sento a chiesa. Certo che se voi a Roma mi sento un'ora più distante, ma non in fatto di chilometri, no? Proprio di mentalità, di culture e via discorrendo. Magari anche il Consiglio regionale Novelli si sente a chiesa di cui magari chi doglie che non a Roma, no? Novelli. Se faccio un pensiero, pensi che assumerà il nome di sì. Vi ho detto di sì, non stai facendo di. Ma guardi, assolutamente, qui stiamo spostando l'attenzione senza concentrarci su quella specifica area del nostro territorio. Se a Udine, in un'associazione culturale, fosse esposta la bandiera slovena,
nessuno avrebbe nulla da dire. Ripeto, non è vietato in luoghi privati esporre nessun tipo di bandiera, potrebbe essere stata esposta quella brasiliana. Io ho ritenuto l'inopportunità, visto la peculiarità del territorio, di lanciare questo tipo di messaggio che è legato a una storia difficile di quei territori, che è vissuto come una provocazione. Lo ripeto con estrema proprio tranquillità, a fianco alla bandiera slovena facciamo sventolare anche la bandiera italiana. Evitiamo questo tipo di provocazioni che per chi è al di là di questo territorio non significano nulla, per chi invece è al di qua, è dentro quest'area geografica e storica, significano parecchio. Quindi questo è il significato di quanto io sto sostenendo e naturalmente tutto quello che ha detto anche il professore adesso. L'ho detto in premessa, non è vietato, lo si può fare, non è il caso ovviamente di fare ragionamenti su dove ci si sente più a casa o meno a casa, perché io mi sento molto più a casa nelle valli del Napisone rispetto a quanto mi sento più a casa a Cervignano. Mia nonna era una Carlige di Crostù. Voglio dire, non è che dobbiamo inventarci grandi cose, dico soltanto che se una parte vuole fare delle provocazioni sappia che dall'altra parte c'è qualcuno che crede in modo legittimo e democratico alcune considerazioni che sono state fatte. Domande scuse, sì. La regia non sta avanti, la linea non sta tagliando il microfono. Allora, professor io e due però dei secondi. Sì, non mi chiesto, no? La comunità italiana di Slovenia e di Croazia e hanno la bandiera italiana. Prima era con le stelle rosse, come è la bandiera italiana. Nessuno si volta da ora, no? E quindi, non sai, ho vinto tanti casi e amministrazioni pubbliche come il Comune di Firenze, eccetera, no? Quando è venuto il Dalai Lama, no? E hanno esponuto quindi in un ufficio pubblico la bandiera tibetana, non sai se mi spieghi. Hanno fatto bene. No, va bene, e dopo la bandiera anche de passo. Ma faccio un discorso di opportunità. No, ma dice sì. Oltre una piccola replica per il sindaco di Stregne, ma piccole. Io credo che lo spirito corretto con cui dobbiamo affrontare questi temi siano quelli che, ad esempio, come quello dell'incontro che c'è oggi pomeriggio a Caporetto, dove ci sono gli amministratori, un incontro internazionale dove ci sarà il presidente del Parlamento sloveno, dove ci saranno gli amministratori italiani delle valli del Natisone e gli amministratori dell'Alto Isonzo che si confronteranno su importanti temi di sviluppo trasfrontaliero. Va bene, io ringrazio Posso dire una cosa? Sì. Esponete entrambe le bandiere e dichiarate in modo forte che è stato un errore postare un titolo di una canzone che dice io non mi sento italiano e non stare smalda già bandiere furlane insieme. Ecco, sì, che mangi. Grazie al consigliere Leonardo Roberto Novelli e tanti auguri. Buona giornata. E grazie agli ospiti che sono stati in studio con noi, a Luca Postregna, sindaco di Stregne, che auguri un buon lavoro, e al professor Giorgius che hanno saputo la sua competenza. Con gli Alecopasse si dia appuntamento ogni dì dal Marta Salasabide, sempre alle stesse ore. Mandi a tutti. Ove ascoltat Yal e Copasse, una trasmissione di Radio Spazio, par cura di Federico Dei Ros.